Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati questa mattina, appuntamento mensile di questa nostra colazione insieme al presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo a maggio è un momento, un mese di passaggio, un mese di avvicinamento a quella che è forse una delle tappe più importanti dello sport nazionale, ovvero la giornata appunto nazionale dello sport che si svolgerà il 2 di giugno. In questo periodo tante iniziative appunto per arrivare a questa data. Sì, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito ormai da 15 anni la Giornata Nazionale dello Sport, in cui tutti, ogni e qualsiasi entità pubblica ha la possibilità di dare spazio al mondo dello sport del proprio territorio. E questa data è sempre ineluttabilmente la prima domenica di giugno. Quest'anno coincide con il 2 giugno, che è anche festa della Repubblica, ma non ci sono conflittualità. Le sedi, le piazze, i siti nelle città sono tanti, quindi si può convivere. Noi abbiamo programmato insieme alla giunta regionale e ai delegati provinciali una serie di appuntamenti in tutte le città capoluogo o in punti di riferimento importanti, cittadine significative del territorio per il 2 giugno, questi incontri che saranno anche concomitanti con le feste finali dei centri CONI, uno dei progetti portanti del CONI del territorio, centri CONI che hanno visto partecipare quest'anno ancora una volta oltre 100 società ASD del Veneto, ponendoci ancora come regione leader, come numero di partecipanti, ma io aggiungo anche leader come qualità del servizio offerto ai ragazzi e alle famiglie. Quindi 2 giugno tutti in piazza, si potrebbe dire, tra le 7 sedi provinciali abbiamo anche designato una regionale, come ogni anno, che sarà quella di Padova, che si svolgerà in Prato della Valle e che avrà una presenza estremamente significativa. La presenza pubblica, una delle prime, se non la prima uscita ufficiale delle mascotte vive, cioè le mascotte proprio con le persone vestite da mascotte del Milano Cortina o Cortina Milano, come diciamo noi, che saranno a disposizione per foto e per giocare con il pubblico. Beh sì, un momento di festa, un momento di sport per tutti e fatto bene Presidente, a ricordare l'appuntamento Milano-Cortina, manca veramente poco, ormai si pensa al 2026, però è dopodomani. In questo senso la tua sensazione qual è? Stiamo andando verso l'obiettivo in modo giusto, con i tempi giusti? Beh, i tempi sono quelli italiani, quindi non sono giusti, sono quelli di ritardo e di corsa, ma già in tempi non sospetti, già un anno, 2 fa, dicevo, siamo in grande ritardo, grandi problemi per l'organizzazione di tutti i tipi, emblematica la pista per il bob bob, eccetera, ma dicevo anche che gli italiani per fare i miracoli sono molto attrezzati, vedrete che andrà tutto bene, lo ripeto a maggior ragione adesso, andrà tutto bene, ma come dico sempre, le Olimpiadi sono livelli che competono a chi guida lo sport al CONI 1, come lo chiamo io, quello nazionale Malagò, competono al ministro Abodi, competono al governatore Zaia, a noi per la parte che riguarda i Giochi Olimpici compete solo la promozione dell'attività, in particolare nei giovani e nelle scuole, per diffondere lo spirito olimpico, il sacro spirito olimpico. Questo è il nostro compito.
Ecco, iniziative in tal senso sulla promozione nelle scuole, mi sembra di capire che ce ne saranno, ce ne sono già, ma con l'inizio del nuovo anno scolastico queste possibilità aumenteranno, questo tipo di iniziative aumenteranno. Sì, ci sono già tre progetti per incontri con dei format e dei testimonial nelle scuole. C'è una piattaforma aperta per le scuole che si iscrivono e hanno la possibilità di interagire con il comitato organizzatore, con il COL Milano Cortina. Poi come Veneto partiremo e abbiamo già proprio programmato tutto, con il prossimo anno scolastico con il progetto Pechino-Cortina, da Pechino a Cortina seguendo la fiamma olimpica, in cui daremo alle scuole e alle classi e ai ragazzi partecipanti un contapassi, e con questo ogni classe farà la somma dei passi giornalieri, e chi farà per primo i chilometri, il chilometraggio che va da Pechino, passando per Atene, dove si sono svolte le prime Olimpiadi storiche, fino a Cortina, sarà il vincitore di questa kermesse, di questa camminata infinita. Sono oltre 7.000 chilometri, ma una classe, facendo la somma di tutti i giorni, di tutti i passi, di tutti i ragazzi, lo può fare. Ah, credo anche i ragazzi giovani con la dinamicità che hanno possono farlo anche 2 o 3 volte in un anno, questi 7.000 chilometri. Presidente, io farei però un approfondimento, e qui torniamo un attimino sul discorso che facevi prima. Lo sport strutturato, lo sport, quello dei coni territoriali, quindi uno sport che ha una struttura ben definita. Sembra, tu hai scritto una newsletter qualche giorno fa, sembra non essere più al centro dell'attenzione, non sembra più essere quello sport su cui fare la base anche per il futuro. E questo hai avuto questa sensazione da un incontro che ultimamente hai avuto con il presidente Abodi, con il ministro Abodi, scusa. Sì, sì, beh, arrivo all'incontro col signor Ministro. Io da quando sono stato eletto emano, mi viene da dire così, queste newsletter che sono pensieri in libertà sulla situazione, su quello che facciamo, sulla situazione dello sport in generale e di quello veneto in particolare, e la mando al mio popolo, al mio Parlamento, che è il Consiglio regionale formato da circa 100 persone, tutti i presidenti di tutti gli organismi e le persone elette. Negli ultimi tempi ho cominciato, siccome mi impegno anche per scriverle e cerco anche di mettere dentro qualche contenuto, ho allargato un po' il giro, e soprattutto le ultime 2 o 3 le ho anche inserite sul sito del CONI Veneto. E ho visto che fanno un po' rumore. L'ultima, che è partita appunto da qualche giorno, ha preso lo spunto da un incontro svoltosi a Mestre con il ministro Abodi, in cui ho avuto modo di constatare ancora una volta che la cosa pubblica, il governo, qualsiasi sia il colore del governo, qualsiasi sia la tipologia di ministro, perché Abodi è una persona a modo, educata, competente, preparata, che conosce anche il mondo dello sport, però anche lui in questo momento storico, in applicazione di questa pessimissima, come mi piace dire a me, anche se non esiste il termine, legge di riforma dello sport, per la parte di lavoro sportivo in particolare, diventa che aiutano tutti, ogni e qualsiasi forma di sport organizzato e non, nei parchi, nelle carceri, del disagio, l'area della disabilità, che è sacra naturalmente, lo sport destrutturato, qualsiasi tipo di sport, e si dimenticano in modo sistematico e anche
come si può dire, che lascia perplessi e lascia perplesso me, quello organizzato. Allora, se nel Veneto, oltretutto a sentirlo, c'erano 100 persone, di cui 80-90 erano popolo dello sport, 20-30 presidenti regionali, 50 circa presidenti di società e una decina, quindicina di politici. Hanno salutato tutti i politici, si sono dimenticati di salutare il mondo dello sport organizzato partendo dal presidente del CONI stesso. Non è un problema, ma è una constatazione che si dimenticano dello sport organizzato. E allora ben venga che Abodi dia soldi a tutti, ad ogni tipo di sfaccettatura di pratica sportiva non organica, cioè non sotto l'egida del CONI e quindi delle federazioni, degli enti di promozione delle discipline associate, ma ben venga, ma non va bene che non si ricordi di questo sport. Siamo oltre 600.000 nel Veneto, come ho scritto, siamo circa 12.000 società, 160.000 addetti ai lavori, meritiamo rispetto. Lo sport è entrato in Costituzione, non è che merita di essere aiutato, ha il diritto di essere aiutato, tutto, anche il nostro. Se no, un po' alla volta aiutiamo tutti e facciamo morire lo sport organizzato, quello che lavora bene, quello che fa crescere bene i ragazzi, che poi avranno anche risultati sportivi, ma avranno sicuramente la capacità di diventare dei cittadini migliori, giusti per la nostra società. E allora di questo sport bisogna ricordarsi, perché se no ci si ricorda solo nell'applicazione della legge. Allora, se la legge è in qualche modo mette in difficoltà lo sport e quello di base in particolare, e se questa legge non si può più modificare, come dice Abodi, benissimo. Allora questo è il tempo in cui la politica, il governo ha il dovere di passare agli aiuti. Non si può più modificare, cambiare e annullare la legge, benissimo, e allora aiutiamo lo sport di base. In questo senso io finisco la mia missiva dicendo che il signor Ministro si affidi al CONI 2, come lo chiamo io, quello del territorio, quello di servizio al servizio al mondo dello sport, si affidi a noi, e noi saremo, se lui è disponibile a darci una mano, a sua disposizione. Allora, Dino, Presidente Ponchio, io ti ringrazio perché comunque sei sempre molto chiaro. Questo tuo pensiero è il pensiero sicuramente di tutto lo sport strutturato, e quindi facciamo cassa di risonanza affinché questo tuo messaggio arrivi a chi di dovere, e noi sul territorio continuiamo a promuovere lo sport con una idea ben definita, anche perché, come dicevi tu, lo sport strutturato può essere, anzi è la base, ma può essere anche un veicolo per aiutare, come dice il ministro Abodi, quello sport che ha magari non strutturato, ma come dicevi tu, ha importanza. Ecco, il CONI in questo caso può essere un braccio operativo, un aiuto strutturato per quella che è l'idea del ministro. Mi sembra che sia questa un po' anche l'idea, giusto? Sì, noi siamo a disposizione, cerchiamo anche un ponte, un dialogo. Il tempo della contrapposizione probabilmente è superato. La legge c'è, dei micro aiutini ci sono stati, ma non bastano perché le piccole società hanno un aggravio, anche se migliorate la legge è migliorata dal punto di vista dei costi intrinseci, cioè dei contributi, eccetera, eccetera, da pagare, ma restano costi fissi che per le piccole società equivalgono circa il 30%. È molto pesante la situazione, con il rischio che questo 30% le piccole società, per sopravvivere, lo scarichino sullo sponsor dello sport italiano, che sono le famiglie che versano le quote di frequenza mensile dei ragazzi a cui fanno fare sport. E allora questo 30% diventerebbe per alcune situazioni familiari così pesanti da costringere a far smettere i ragazzi a fare sport. Non sia mai. Occorre
aiutare questo livello di sport. Non dobbiamo permettere che ciò accada. Presidente, grazie ancora per questa bella chiacchierata. Ci vediamo, ci sentiamo magari dopo il 2 giugno per fare un po' il resoconto di come sono andate queste manifestazioni, queste grandi feste sul territorio veneto. Intanto ti auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti.